Buongiorno a tutti e a tutte e benvenuti a questo evento celebrativo della Giornata della Memoria. Era il 27 gennaio di 77 anni fa, del 1945, quando ormai alle battute conclusive della Seconda Guerra Mondiale le truppe sovietiche entrarono ad Auschwitz e in quel momento il mondo conobbe per la prima volta l'orrore dei lager nazisti. 6 milioni gli ebrei che persero la vita nei campi di sterminio, 7 milioni e 500.000 gli internati di guerra, 50 milioni le perdite umane della Seconda Guerra Mondiale. Affinché una simile tragedia non abbia più a ripetersi, la Giornata della Memoria che oggi si celebra intende proprio ricordare le leggi razziali e le persecuzioni contro gli ebrei e contro tutti coloro che in quel periodo subirono la deportazione, la prigionia e la morte. In occasione di questa ricorrenza, quest'anno la Prefettura di Udine, in collaborazione anche con l'Ufficio Scolastico Provinciale, ha inteso organizzare l'evento di oggi a beneficio di tutti gli studenti di questa provincia e di cui voi oggi qui presenti costituite soltanto una piccola rappresentanza. Qualcuno potrebbe domandarsi come mai ancora oggi, a distanza di così tanti anni, si continui a parlare di quegli accadimenti. Ebbene, noi oggi siamo qui perché è soltanto mantenendo viva la sensibilità nei confronti di quegli eventi che è possibile sapere leggere il presente e sapere cogliere quei segnali che possono destare allarme nella nostra comunità. Oggi abbiamo qui con noi due autorevoli personalità che tra poco ci aiuteranno a comprendere un po' più da vicino quel periodo storico. Saluto e ringrazio anzitutto il professore Andrea Zannini, professore ordinario di Storia Moderna presso l'Università degli Studi di Udine, il quale ci offrirà il suo contributo per un inquadramento storico. Saluto e ringrazio anche la professoressa Paola Deldin, medaglia d'oro al valor militare, e oggi ci offrirà una testimonianza di vita di quel periodo. Ma prima di lasciare loro la parola, ho il piacere di dare voce alla componente scolastica, al sindaco del comune di Udine e al prefetto di Udine. Invito pertanto a salire sul palco anzitutto il dirigente del liceo classico Jacopo Stellini, che oggi ci ospita, il dottor Luca Gervasutti. Buongiorno. Anche a nome della collega Anna Maria Zilli, dirigente dell'Uccellis, vi do il benvenuto in questa che per noi è una sorta di seconda casa, perché in tempo di pandemia questo edificio ospita alcune classi del Liceo Stellini e del Liceo delle Scienze Umane dell'Uccellis. Se è vero che un popolo senza memoria è un popolo senza futuro, allora la scuola, anche grazie a manifestazioni come questa, ci aiuta a far capire l'importanza del passato e assolve ad uno dei suoi compiti eticamente più nobili, che è quello di far crescere cittadini attivi, responsabili e soprattutto consapevoli del fatto che dal passato si può e si deve imparare. Nei giorni scorsi alcuni studenti del Liceo Stellini sono stati parte attiva nell'organizzazione di questo evento. Ho visto studenti che si sono informati e hanno preparato domande per i nostri prestigiosi relatori. Ho visto studenti che hanno passato i loro pomeriggi a provare e riprovare brani musicali che poi ascolteremo. Ho visto studenti consapevoli del fatto che attraverso lo studio e l'impegno c'è una crescita umana.
E allora, se permettete, accanto ai doverosi ringraziamenti che devono essere fatti alla Prefettura, al Comune di Udine, alla consulta degli studenti, desidero rivolgere un plauso a questi ragazzi, che sono la nostra speranza di un futuro migliore. Ed è a loro e a quelli come loro che dedichiamo questa giornata, perché spetterà a loro poi il compito di essere testimoni di quello che ascolteranno, di quello che è stato, affinché l'umanità non commetta più gli errori del passato. Grazie. Ringrazio il dottor Gervasutti e invito ora sul palco la dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale, la dottoressa Fabrizia Tramontano. Buongiorno a tutti voi, ringrazio vivamente tutti coloro che hanno collaborato a questa giornata, rispetto alla quale vi confesso di essere particolarmente emozionata, perché probabilmente quando io ero a scuola e avevo la vostra età, queste giornate si vivevano in maniera molto meno intensa e molto meno partecipata. Quindi ringrazio veramente tutte le istituzioni che hanno collaborato a questo evento, il signor Prefetto, il Comune di Udine, la consulta degli studenti, permettetemi il mio validissimo collaboratore, il professor Bertoni, e la dottoressa Bolzon. Grazie vivamente e ritengo che trovarsi oggi in questo luogo insieme alla professoressa Del Dini, al professor Zannini e a voi studenti fa sì che si percepisca il senso più evidente e profondo di questa giornata, durante la quale i sopravvissuti narrano la loro esperienza di vita alle nuove generazioni. Questa cerimonia dunque è il ricordo dello sterminio e delle persecuzioni ebraiche ed è il ricordo di chi, in campi e schieramenti diversi, ha rischiato la propria vita salvandone altre e proteggendo i sopravvissuti. E la storia personale della professoressa Del Din, entrata giovanissima nelle file della Resistenza veneta e latrice di importanti documenti, diventa universale grazie alla sua memoria e alle sue parole e a voi ragazzi che oggi la ascoltate. Allora a voi ragazzi che ascoltate chiedo di diventare voi stessi testimoni della storia, così che la memoria non sia soltanto parola. Ed è questo, credo, l'intento ultimo, finale delle istituzioni scolastiche che qui mi onoro di rappresentare, perché se ancora pochi possono raccontare il tragico e oscuro periodo vissuto, tanti, tutti noi, abbiamo ancora bisogno di sentire e di conoscere. Grazie a tutti. Grazie, dottoressa Tramontano. Ed è ora il momento della Presidente della Consulta degli Studenti, la studentessa Ludovica Borgatti. Buongiorno, in primo luogo ringrazio il signor Prefetto per l'invito a questo evento e porgo il mio saluto a tutte le autorità e a tutti i presenti, a nome dei rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti di Udine. Oggi siamo qui nella giornata della memoria per commemorare quel giorno di 77 anni fa in cui finiva simbolicamente la persecuzione degli ebrei e delle minoranze etniche e culturali. Questo giorno è stato scelto come emblema collettivo del riscatto da quell'orrore che ha imperversato per tutta l'Europa per un lasso di tempo sufficiente a far capire all'intera popolazione mondiale che quanto la nostra libertà, quella fisica e soprattutto quella intellettuale, sia un concetto estremamente fragile ma irrinunciabile. Ebbene oggi, quasi 8 decenni dopo, siamo qui insieme per commemorare e ricordare quegli avvenimenti. Tuttavia, più avanziamo nel corso della storia e più i fatti di quegli anni si allontanano cronologicamente dalla nostra sensibilità e memoria. Il timore comune diventa quello di non riuscire più a comprendere ciò che è successo, poiché lo si sente sempre più distante e non si percepisce più il pericolo per ciò che è stato, ma che può continuamente ritornare ad essere.
Ma se comprendere è impossibile, conoscere è necessario. Così scriveva infatti Primo Levi e così riesce ancora oggi con estrema chiarezza a far arrivare un messaggio tanto significativo. Noi siamo i depositari di una memoria storica costellata di insegnamenti, dai quali solo con la nostra volontà possiamo imparare. Per prima cosa dobbiamo dunque approfondirli in maniera tale da renderli a noi vicini e sentiti. E il noi di cui parlo è sì rivolto a tutte le generazioni, ma è diretto soprattutto alla generazione che oggi qui rappresento e di cui faccio parte, poiché a volte è necessario fermarci e concederci il lusso di percepire fino nel profondo quello che questa giornata vuole significare. È necessario ricordare chi ha lottato per la libertà, a partire dalla qui presente professoressa Paola Del Din, figura di ispirazione per la collettività e personalità di spicco per le azioni che l'hanno contraddistinta e che ci fanno capire come ciascuno di noi può contribuire per costruire un futuro migliore per tutti. Credo che tutto ciò sia essenziale al fine di non rendere queste commemorazioni una sterile retorica che non può far altro che sfociare in quella malata indifferenza che, come ha detto la senatrice Liliana Segre, è più colpevole della violenza stessa, poiché è testimone dell'apatia morale di una collettività. E credo che il primo luogo che possa educare alla memoria del passato sia proprio la scuola, ossia quello spazio sociale che ha come fine quello di far apprendere, di far comunicare e di far imparare a ragionare con il proprio cervello, sviluppando un pensiero critico che ci deve insegnare a dubitare del dato certo. Se a poco ci dimentichiamo dei dettagli che danno forma alla nostra storia e un po' alla volta non ci rendiamo di più conto di quelle che sono le libertà che caratterizzano la nostra vita, a partire dal diritto allo studio e all'istruzione, rischiamo di tornare a ciò che era un tempo. Sono consapevole che può risultare difficile, soprattutto per la mia generazione, percepire come attuali dei fatti lontani dal tempo, ma ciò che quei fatti ci vogliono trasmettere è un concetto che trascende tempo e spazio e che deve stimolare soprattutto noi giovani alla realizzazione di un futuro diverso e nuovo e solo con il nostro impegno può essere migliore. La verità di cui siamo custodi ci rammenta di non dimenticare il passato, ma di farlo nostro per un futuro reale che ci interessa a tutti e che dobbiamo ancora scrivere insieme. Grazie. Ringrazio la studentessa Ludovica Borgatti per le sue parole e invito ora sul palco il sindaco del comune di Udine, il professor Pietro Fontanini. Buongiorno a tutti voi. Nel 2004 il Parlamento italiano votò una legge per istituire la giornata della memoria. C'era la consapevolezza che negli anni precedenti il fatto, il ricordo, l'atrocità delle persecuzioni andasse scemando soprattutto nella coscienza dei giovani. Ecco perché il Parlamento, all'unanimità, tutte le forze politiche concordarono, ero presente anch'io quella volta a Roma e votai questa legge con grande convinzione perché la memoria non può venire meno di fronte a questi avvenimenti atroci, le persecuzioni, lo sterminio. Memoria che ci tocca anche molto da vicino, perché ricordo che qui, in questa regione, c'era un campo di sterminio con forni crematori nella resiera di San Saba a Trieste, come sapete. C'era questo terribile luogo di morte che ha toccato anche grandi esponenti della resistenza friulana, uno per tutti, Cecilia De Ganotti, che morì proprio nella risiera di San Saba a Trieste. Ma anche altri personaggi importanti, l'ex sindaco di Udine, Elio Morpurgo, l'unica colpa era di essere ebreo, fu caricato, ricoverato all'ospedale di Udine, fu caricato, ormai aveva superato abbondantemente gli 80 anni, e il suo corpo morì durante il viaggio verso il campo di sterminio e il suo corpo non fu mai ritrovato in maniera precisa. Quindi questi avvenimenti ci toccano anche noi qui
nella nostra realtà regionale, ed è veramente un onore avere con noi ancora la professoressa Deldin, medaglia d'oro alla Resistenza, una donna che ha battuto per i valori democratici e che è un testimone importante da ascoltare e soprattutto da ammirare. Sentiremo poi dal professor Zanini proprio anche aspetti che ci riguardano molto da vicino, perché queste cose non sono lontane, non sono successe solo in Germania, nei campi di sterminio di quel grande Stato, ma hanno toccato molto da vicino anche il nostro territorio. Quindi grazie alla Prefettura, grazie alle istituzioni scolastiche, in particolare al Liceo Sterlini e al Liceo Uccellis, che hanno voluto questo momento per non dimenticare. La memoria è una cosa importante e non dobbiamo dimenticare questi tragici avvenimenti successi, certo, tanti anni fa, che però hanno ancora qualche rigurgito. E mi riferisco soprattutto all'intolleranza che c'è da parte di qualche Stato nei confronti dello Stato di Israele. Ancora non si accetta la presenza di questo Stato all'interno del nostro consesso. Quindi i problemi ci sono ancora e grazie alla memoria dobbiamo sconfiggerli e soprattutto arginarli affinché non tornino a ripetersi tragici fatti come quelli successi durante la Seconda Guerra Mondiale. Grazie della vostra presenza per questa giornata, ripeto, molto molto importante. Ringrazio il sindaco di Udine e concludiamo ora con l'intervento del prefetto di Udine, il dottor Massimo Marchesiello. Buongiorno a tutti, un attimo di riflessione e un minuto di raccoglimento per ricordare Lorenzo Parelli. Grazie dell'attenzione e ovviamente il ricordo è importantissimo in questo momento. Abbiamo parlato e ho sentito degli interventi interessanti, ringrazio Ludovica. È un discorso, quello di Ludovica, che mi farebbe piacere sentire dal futuro Presidente della Repubblica. Intanto grazie perché abbiamo cercato di condividere con le limitazioni della pandemia, quindi ringrazio veramente il dirigente Gervasutti, la dirigente dell'Uccellis, perché abbiamo organizzato un auditorium che sicuramente si potrebbe prestare ad accogliere molti più ragazzi, quindi di queste iniziative veramente ne faremo tante appena un po' le limitazioni ce lo consentiranno. Lo Stellini mi sembra un punto importante, intanto è giusto ricordarlo, la dottoressa Deldin, la Paola Deldin, è stata alunna dello Stellini e ben se lo ricorda. Anche qualche altro, una mia collega, una collega che anzi saluto volentieri, Mara Bolzon, che ha iniziato lo Stellini, quindi avete anche comunque un punto di riferimento anche per una prospettiva di carriera professionale. E allo Stellini è stato Storti, il deportato, che qui salutiamo e dopo ringrazieremo con la consegna della medaglia. Quindi un punto di riferimento per tante cose. Si è parlato molto di memoria, si parla molto di ricordo, giustamente anche recentemente Liliana Segre, che rimane sicuramente una testimonianza fondamentale e importante, ha ricordato come il vaccino del ricordo e della memoria sia fondamentale. Oggi voi siete qui perché dovreste ricordare non solo il 27 gennaio come le discriminazioni a tutti i livelli, perché ovviamente noi non stiamo parlando solo di discriminazioni verso gli ebrei, ma parliamo di discriminazioni verso gli omosessuali, verso persone di un'altra razza, tante sono le forme di discriminazione.
fino alle violenze di genere, che comunque sono un argomento purtroppo sempre rimbalzante alle nostre cronache nazionali. E queste forme di discriminazione nascono dalla mancanza di trasmissione di comunicazioni. Ci sono momenti in cui si possono creare dei luoghi comuni e vengono riveicolati perché, e lo vediamo anche recentemente, purtroppo notizie false rimbalzano, e di questo voi dovreste essere attenti e testimoni, perché ci sono invece persone che danno attendibilità e scientificità a certe verità. Oggi qui ne abbiamo due testimonianze, in particolare Paola Del Din, che l'ha vissuta in prima battuta, l'ha vissuta perché prima paracadutista donna, insomma, ha avuto momenti di eroismo e di sacrificio, veramente grazie a Dio, e la ringraziamo sempre per la sua presenza, quindi è una testimonianza che noi oggi abbiamo cercato di riportarvi. Come si diceva, il vaccino, perché si fa riferimento al vaccino di questi giorni e di questo tempo, e purtroppo sempre più richiamato, deve essere, come dire, inoculato sempre, perché rimanga sempre come traccia immunitaria che ci riesce a difendere da quelle che possono essere teorie negazioniste, da quelle che possono essere come dire, svalutazione di certe situazioni storiche. E questo è il nostro compito, il compito delle istituzioni, quindi col Comune sicuramente tante iniziative faremo, perché dovremo andare avanti portando avanti questo tipo di testimonianza, in maniera che voi, ovviamente parliamo di voi ragazzi, abbiate sempre traccia di quello che è stato un momento storico assolutamente innominabile, io dico, una frattura della cultura occidentale, nata perché si è consentito tanto in quel momento, perché c'erano momenti storici anche difficili, difficoltà economiche, e chi ha preso posizione anche grazie poi alla possibilità di avvalersi di teorie complottiste, teorie comunque che davano riguardo alla discriminazione, si è potuto imporre, e le conseguenze le sentirete, le vedrete, insomma, sono assolutamente di frattura della cultura occidentale, è qualcosa di innominabile, e come diceva giustamente il Presidente Mattarella, sono stati gli uomini contro l'umanità che in quel momento si sono fatti valere. Su questo noi ovviamente la riflessione la dobbiamo avere sempre, quindi l'invito è tante iniziative, tanti eventi che potranno sicuramente farcelo riportare alla memoria, perché veramente la memoria in questo momento diventa fondamentale, quindi un messaggio, una testimonianza che sicuramente saprete cogliere, ma abbiamo tutte le capacità di poterlo fare anche in questo istituto e in altri istituti, perché il corpo scolastico sicuramente mi sembra abbastanza forte da questo punto di vista, quindi saprà cogliere il messaggio. In bocca al lupo ragazzi per tutto, perché in questo momento ne abbiamo bisogno, perché si fa anche molta confusione, lo vediamo, tra situazioni che nulla hanno a che vedere con quello che c'è stato. Però ultimamente purtroppo si cerca di fare molta confusione, e questo non va bene, perché veramente diventa un'offesa a chi invece le ha vissute sulla propria pelle e col proprio sangue. Grazie ragazzi. Ringrazio il prefetto Marchesiello, e ora entriamo nel cuore di questa giornata per ascoltare gli interventi dei nostri ospiti, al termine dei quali gli studenti che lo vorranno potranno formulare loro delle domande. Lascio pertanto la parola al professore Zannini. Signor prefetto, signor sindaco, signori presidi, colleghi e colleghe, insegnanti, studentesse e studenti. 77 anni fa, in questi giorni, veniva liberato dall'Armata Rossa il campo di sterminio di Auschwitz. I primi prigionieri vi erano arrivati nel settembre 1940, le prime uccisioni di massa ebbero luogo nel settembre 1941. In totale dell'1.300.000 persone che vi transitarono, 1.100.000 furono uccise. Il 90% erano ebrei.
dunque una vittima della Shoah su 6 morì ad Auschwitz. Assieme a 250.000 polacchi, 23.000 rom e sinti e poi prigionieri politici, criminali, asociali, omosessuali, testimoni di Geova, pentecostali, neri europei delle colonie africane tedesche. Per altre categorie la sorte era già stata assegnata da tempo: dementi, deficienti, decerebrati, mongoloidi, così erano chiamati sui referti, iniziarono ad essere uccisi e cremati in Germania nell'agosto del 1939, prima dunque dell'inizio della guerra. Per misericordia, era detto, ma soprattutto per non intralciare la macchina tedesca del riarmo bellico. Il complesso di Auschwitz-Birkenau fu il più grande sito di sperimentazione e attuazione della soluzione finale hitleriana, secondo la quale il nemico e soprattutto il diverso, dopo essere stato sfruttato fino allo stremo, poteva, anzi doveva essere eliminato. Le esecuzioni di massa dei primi mesi ed anni della guerra si erano infatti rivelate poco efficaci, anche perché turbavano i soldati di leva. E così lo Stato Maggiore tedesco organizzò la rete europea dei lager di annientamento. Se è spesso difficile individuare una sola o poche chiare cause dell'agire dei singoli individui, è ancora più complesso trovare le motivazioni delle azioni degli Stati e delle società complesse. Anche nel caso del nazismo, spiegare l'Olocausto solo come disegno hitleriano di conquista corre infatti il rischio di sottovalutare le cause più profonde della tragedia dei lager. Se dell'esistenza dei campi, come è stato calcolato, era a conoscenza circa 1/3 della popolazione tedesca, l'Olocausto non può essere ridotto ad una questione di pochi che decisero e molti che semplicemente obbedirono agli ordini. Tra le spinte di fondo della politica nazista va certamente considerata l'aggressività bellica tedesca, che aveva portato alla prima e che portò alla seconda guerra mondiale. Lo scontro tra le potenze europee per il controllo del continente. Il crollo di quel concetto di equilibrio di potenza che aveva retto malamente per secoli e che dal 1914, franando, portò l'Europa sull'orlo del suicidio. L'idea sbagliata che il genere umano sia diviso in razze e che ve ne siano di migliori e di peggiori. La millenaria eredità antisemitica e antigiudaica, cristiana ed europea, particolarmente viva nell'Europa centro-orientale. E poi, certamente, l'adozione del principio inventato dalla Prima Guerra Mondiale, per cui i conflitti non servivano più a conquistare terre e a ridurre il nemico alla resa. Le guerre servivano ad annientare il nemico, a eliminarlo dalla faccia della terra. Abbiamo ricordato l'anno scorso i 100 anni del viaggio da Aquileia del treno che portava la salma del Milite Ignoto e che venne tumulata all'altare della patria. Se nelle guerre fino all'800 i soldati morivano per le ferite ed esalavano l'ultimo respiro sul campo di battaglia o in un ospedale da campo, il primo conflitto mondiale e il predominio che in esso ebbe l'artiglieria incoronarono un nuovo eroe, il soldato di cui non rimaneva nemmeno il corpo, che veniva smembrato, polverizzato, disperso sul campo di battaglia. Il corpo irriconoscibile, il milite ignoto. L'Olocausto, il genocidio di milioni di persone perpetrato dalla Germania nazista e dei suoi alleati, fu il frutto anche di questa nuova, moderna idea distruttiva inaugurata dalla Grande Guerra e che i totalitarismi degli anni 20 e 30 fecero propria. Ciò che atterrisce ancora della realtà concentrazionaria, ed è un bene che ci spaventi, è la sua normalità quotidiana. Organizzati come una qualsiasi fabbrica tayloristica, invece di produrre merci, i campi sfornavano morte, ne espellevano i fumi attraverso le ciminiere,
che costellavano il panorama di tutta Europa. Dopo essersi procurati la materia prima attraverso l'efficiente sistema ferroviario europeo, milioni di oppositori diversi furono eliminati in una sorta di grande opificio gestito da ingegneri e amministratori che utilizzava i gas prodotti da una grande multinazionale di nuovo stampo. L'Occidente, che aveva inventato la produzione di massa e il salto in avanti tecnologico della seconda rivoluzione industriale, quella che ci ha dato l'energia elettrica, il motore a scoppio, la radio, il telefono, i concimi chimici, i disinfettanti, eccetera, l'Occidente ci ha dato anche l'Olocausto. Buchenwald appartiene all'Occidente, è stato scritto tanto quanto Detroit. Come ha ricordato in questi giorni lo storico Valerio Marchi, un numero imprecisato di nostri corregionali venne deportato e morì ad Auschwitz o lungo il viaggio per un qualche altro campo di concentramento e sterminio. Questa è la fine che fece Elio Morpurgo, che, già sindaco di Udine, sottosegretario di governo ed ebreo discriminato, cioè fedele al regime mussoliniano, venne arrestato in ospedale a 85 anni, messo su un vagone per la Polonia, un vagone dal quale non uscì vivo. Nel complesso, dalle province nord adriatiche, Lubiana esclusa, furono inviate nei campi tedeschi oltre 8.000 persone, quasi un quarto dei deportati dall'Italia. A San Sabba, a Trieste, venne messo in funzione un campo di detenzione gestito da una novantina di specialisti venuti dai campi tedeschi. Vi furono uccise tra le 3 e le 4.000 persone, tra ebrei, partigiani sloveni, italiani e croati, dissidenti politici e semplici sospetti, donne e ragazzi di ogni età, per eliminare i quali fu messo in funzione un forno crematorio. I deportati politici verso la Germania dalla sola provincia di Udine furono 1.158, di cui 58 donne. Di questi 673 morirono in campi di concentramento, 515 sopravvissero. Tra di essi anche parte di quelle centinaia di migliaia di militari italiani che si rifiutarono di aderire all'esercito tedesco e furono per questo imprigionati e deportati. Il fatto che il Friuli Venezia Giulia facesse parte della zona di operazione litorale adriatico, facesse dunque parte integrante del Terzo Reich, e che la Repubblica Sociale vi avesse una sovranità limitata può trarre in inganno e far pensare che la macchina dei lager sia stata fatta funzionare dai soli tedeschi. Niente di più sbagliato. Gli italiani nei ranghi della Repubblica Sociale si distinsero nel guidare i rastrellamenti contro gli ebrei e le bande partigiane. Per esempio nel rastrellamento della notte del 23 novembre 1943 della piccola comunità ebraica goriziana. 22 persone, bambini, donne e qualche vecchio, da 1 a 90 anni, furono strappate dai letti e caricate sui vagoni piombati. All'SS che la spingeva sul camion, l'85enne Elisa Luzzatto disse: «Ma voi non avete una madre?» Ma prima ancora dell'8 settembre 1943, anche qui in Friuli si era sperimentato il sistema dei campi di concentramento dei civili, a Gonars e Visco. Dopo l'annessione della Slovenia al Regno d'Italia, migliaia di civili sloveni e croati, rom e sinti furono internati e tenuti in condizioni disumane. Circa 500 persone, comprese donne e bambini, vi morirono di stenti e di malattie. Ma gli ebrei, si sente spesso chiedere, non si ribellarono, non opposero resistenza. Le comunità ebraiche europee furono protagoniste di straordinari episodi di resistenza al nazifascismo. La rivolta del ghetto di Varsavia nella primavera del 1943 bloccò per un mese il rastrellamento tedesco degli oltre 50.000 ebrei che vi vivevano. I morti in combattimento furono 10, forse 20.000. Ci furono rivolte armate in molti ghetti, nessuna ebbe successo. Molte le rivolte anche nei lager. 250 prigionieri insorsero nell'ottobre 1944 proprio ad Auschwitz, riuscendo a far saltare parte di un forno crematorio, ma finendo tutti sterminati.
Tutta la resistenza europea ebbe poi una forte partecipazione ebraica. I partigiani ebrei che morirono in Italia furono più di 100, 8 dei quali furono insigniti della medaglia d'oro. Ne voglio ricordare qui solo uno, il filosofo milanese Eugenio Colorne, che nell'esilio di Ventotene aveva scritto assieme a 2 suoi compagni il Manifesto per un'Europa libera e unita, uno dei documenti che hanno gettato le fondamenta per la costruzione dell'Europa. Bisogna poi ricordare la Brigata Ebraica, cioè il reparto reclutato in Palestina, che combatté nell'esercito britannico proprio in Italia, o i molti militari di origine ebraica statunitensi che operarono valorosamente su tutti i fronti, spesso facendosi paracadutare in missioni oltre le linee nemiche, dalle quali non tornarono mai. Dall'anno 2000, prima ancora che lo facesse l'ONU, è stata istituita alla data del 27 gennaio di ogni anno in Italia il giorno della memoria della Shoah, lo sterminio del popolo ebraico, delle leggi razziali, della persecuzione italiana dei cittadini ebrei, degli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte. Fra gli italiani internati nei campi di concentramento del Terzo Reich, oltre agli 8.500 deportati razziali, quasi tutti ebrei, solo il 10% dei quali sopravvisse, vi furono i quasi 25.000 prigionieri politici, contraddistinti dal triangolo rosso e non dalla stella gialla. Si trattava non solo dei partigiani rastrellati e non uccisi subito, ma anche di sindacalisti, operai che avevano partecipato agli scioperi del 1944, ostaggi, giovani che avevano rifiutato la chiamata di leva, militari dell'esercito italiano disertori, persone che avevano aiutato i partigiani, che erano state trovate con materiale della resistenza, che interrogate non avevano rivelato ciò che sapevano o che erano state semplicemente sorprese mentre ascoltavano Radio Londra. Il loro destino fu tragico, solo la metà riuscì a tornare in Italia. Infine, nei campi tedeschi, la componente numericamente più consistente fu quella degli internati militari italiani, gli IMI. Questa è una storia, come diremo, poco conosciuta e che va ricordata. All'8 settembre 1943 il capo del governo Badoglio diede comunicazione dell'armistizio firmato con gli alleati anglo-americani, invitando le forze italiane a cessare ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane e a reagire però contro, cito, eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. L'equivocità di questa formula, assieme all'evaporazione dei comandi militari nazionali, fece sì che 1 milione di soldati, avieri e marinai, si trovassero abbandonati a se stessi, senza sapere come comportarsi con i tedeschi, con cui fino al giorno prima combattevano fianco a fianco. I comandi tedeschi ordinarono così di disarmare gli italiani, considerati traditori. Nei giorni successivi fu posta loro la scelta se entrare nelle fila della Wehrmacht o essere deportati in Germania. Solo 1/10 accettò di combattere con i tedeschi. Considerando che si trattava di giovani che erano cresciuti ed erano stati educati nel fascismo, si tratta della più inequivocabile testimonianza del fallimento del regime mussoliniano e del suo primo rifiuto di massa da parte della popolazione italiana. Altri 200.000 circa soldati dell'esercito riuscirono a fuggire. Si sarebbero uniti alla resistenza o sarebbero rimasti in clandestinità. Mentre oltre 600.000 di essi furono deportati in Germania. Ma non come prigionieri di guerra, qualifica che avrebbe valso loro le garanzie delle convenzioni internazionali, ma come internati militari, prima e quindi come internati civili, dunque come lavoratori coatti, trattati come sorta di schiavi. Le condizioni terribili di lavoro e di vita, le malattie e la sottonutrizione provocarono tra i 30 e i 50.000 morti tra gli IMI, con un tasso di mortalità più alto dell'esercito italiano in guerra. Un calcolo a cui si è arrivati solo in tempi recenti, perché la storia degli internati militari italiani è stata a lungo una storia sottovalutata, se non dimenticata.
considerati protagonisti di una sorta di resistenza minore solo per il fatto che si erano arresi ai tedeschi e non avevano potuto imbracciare le armi dopo l'8 settembre, solo da poco tempo essi sono stati fatti rientrare a tutti gli effetti nel più ampio fenomeno di rifiuto e resistenza al nazifascismo, che trascinò l'Italia fuori dalla guerra e mise le basi per la rinascita democratica della nazione. L'istituzione del Giorno della Memoria invita a ricordare le vittime della Shoah e le leggi razziali promulgate dal governo fascista, attraverso cerimonie e iniziative che stimolino riflessione, soprattutto tra i giovani. Ricordare è senza dubbio doveroso, ma senza provare a capire è poco utile. Senza studiare le cause e le ragioni dell'Olocausto, ci condanniamo ogni anno a ricominciare a ricordare da capo e il Giorno della Memoria scade a ricorrenza celebrativa. Un quadro appeso a una parete, come ebbe a dire il sociologo polacco di origini ebraiche Zygmunt Bauman, recentemente scomparso. Come ha riflettuto ieri in un'intervista al Messaggero Veneto, il presidente dell'Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti del Friuli Venezia Giulia, questa ricorrenza deve aiutarci a non rimuovere la storia dell'Olocausto. La prima cosa che si tende a rimuovere è che il fascismo e il nazismo non sono state componenti esterne alla società occidentale, ma nacquero e prosperarono al suo interno. L'Olocausto non fu il male assoluto, nel senso di qualcosa di mostruoso e irripetibile, estraneo alla natura dell'uomo, ma un evento che ha le sue radici, la sua logica nella nostra stessa civiltà europea. Come ci ricordano le cronache di questi primi anni 2000, le parole d'ordine e le idee di Hitler e di Mussolini risuonano ancora in tutta Europa. Il fascismo non è un fantasma del passato, è destinato a rimanere tra di noi e noi dobbiamo attrezzarci a combatterlo col suo unico e migliore antidoto, la democrazia. Non è possibile poi non riandare alle immagini che negli ultimi mesi ci sono passate sotto gli occhi, di persone che legittimamente manifestavano il loro dissenso contro le decisioni governative di protezione contro la pandemia, ma lo facevano paragonandosi agli ebrei nei campi nazisti, vestendo la tunica e la stella gialla, fingendo di stringere il filo spinato con cui venivano legati i prigionieri nell'Europa dell'Est prima di essere gettati vivi e da annegare nei fiumi. Alla mia sensibilità, ma credo a quella di molti italiani, e non solo a quelli della mia generazione, cresciuti sentendo dai genitori i racconti delle tragedie di guerre, quelle immagini sono state terribilmente offensive e dolorose. Ma il ricordo non è l'unica cosa che ci può guidare lungo questo percorso e la memoria spesso è solo una memoria individuale. Più che il giorno della memoria dovremmo forse parlare del giorno della storia, perché è la storia quella che ci deve unire. E la storia ci insegna che l'uscita dalla tragedia del nazifascismo è stata un'uscita a cui hanno collaborato tutti gli italiani, tutte le forze che hanno dato luogo alla resistenza e di cui abbiamo qui oggi con grandissimo piacere la medaglia d'oro Paola Deldin, dai comunisti ai moderati, ai cattolici, liberali, monarchici, tutti hanno trascinato l'Italia fuori dalla dittatura e hanno dato luogo alla nascita della Repubblica, dalla cui Costituzione è stato giustamente cancellato il nome della dinastia monarchica che aveva firmato le leggi razziali, la cui onta ricordiamo oggi. Dunque, per ricordare, ma care studentesse, cari studenti, anche e soprattutto per studiare, comprendere e capire che siamo qui oggi. Grazie. Ringrazio il professore Zannini per il suo interessante contributo che ci ha consentito di calarci in quel contesto storico.
E mi ricollego ora alle sue parole proprio perché negli anni in cui in Italia venivano promulgate le leggi razziali, era il 1938 e l'Italia entrava in guerra accanto alla Germania nazista, era il 1940. Una giovane studentessa, adolescente, sedeva tra i banchi del liceo classico Stellini, come voi oggi. Quella studentessa aveva sogni e ambizioni come voi oggi, ma come tutti i vostri coetanei di 80 anni fa, dovette ben presto confrontarsi con realtà dolorose e scelte importanti. Quella studentessa è Paola Del Din, che oggi abbiamo l'onore di avere qui tra noi quale preziosa testimonianza di quel periodo. Sono molto contenta, saluto le autorità, naturalmente il signor Prefetto, il nostro sindaco e tutti gli insegnanti. Sono molto contenti di trovarmi insieme con i giovani del liceo del quale io ho fatto parte. E sono orgogliosa di aver fatto parte, perché era un liceo veramente glorioso, che ha dato sempre ottimo esempio anche dal punto di vista sociale. Nel 1938 io avevo 15 anni. Aveva 15 anni quando nel 1938 vennero promulgate le leggi razziali. Devo confessare che in casa mia non si parlava mai di politica. Mio padre era ufficiale dell'8° Alpini e i militari non parlavano di politica, non facevano politica perché erano militari legati al loro giuramento di fedeltà alla patria, che era rappresentata dal capo dello Stato, che era il sovrano. Quindi è logico, è normale che non facessero politica. Però il papà in origine, prima di essere ufficiale, era stato credo iscritto al Partito Nazionalista, che era un partito patriottico in ogni caso. La mamma poi mia era nipote di una persona che nel 1848 aveva combattuto la difesa di Vicenza. Ricordate il 1848, l'anno delle grandi insurrezioni. Vicenza era stata decorata sufficientemente anche per la medaglia d'oro al valore militare per la resistenza che aveva sostenuto. Mio nonno aveva poi studiato, e credo che questo mio bisnonno fosse un contadino, poi aveva perso una gamba ed era rimasto invalido in questo combattimento, e io ho detto a mamma, ma e dopo come ha fatto? È tornato a casa perché avevano perso, quindi non c'era niente da fare, era rientrato nella sua famiglia. Comunque il nonno aveva studiato sempre con borse di studio e facendo ogni giorno 8 chilometri a piedi per andare dal paese dove abitava a Vicenza quando faceva il liceo classico. Si era laureato in medicina e aveva fatto il medico per tutta la sua vita. Ha fatto il medico ma come diremo oggi di famiglia, insomma, era l'ufficiale medico nel paese dove abitava, dove lavorava, a Requaro Terme, dove mia madre anche è nata e abitava poi. Tutto questo, la mamma aveva una particolare mentalità, aveva avuto un'ottima istruzione, aveva fatto studi molto severi e anche dal punto di vista di comportamento sociale in un ottimo collegio di Verona, e era abituata insomma a una vita sociale bene, era una persona istruita, brava di tutto, dico io, perché la mamma era una persona veramente adatta a risolvere i problemi intraprendente anche, quindi la mamma non parlava, però nel modo di dire e di fare tutto da lei risultava sempre il fatto dell'impronta che ha avuto in famiglia attraverso suo padre, il quale era nato da uno che aveva già perso una gamba per una ragione di lotta patriottica. Quando c'è stato il momento, diciamo, le leggi razziali, sono rimasta allibita, ma che cosa significa questo? Noi avevamo conosciuto tanti ebrei, sì, io penso anche gente di altre, io ricordo a scuola una ragazzina che faceva ancora elementari, era protestante fatti suoi, stava da parte quando noi facevamo religione a scuola, catechismo, nessuno si preoccupava di questo.
Lo stesso, avendo dei compagni di scuola, per esempio ebrei o degli amici ebrei. Io ricordo un certo avvocato Iachia di Bologna, aveva il suo parente, era anche un giornalista dopo la guerra qua, che aveva un primo studio tutto di israeliti e che era stato collega di mio padre, valoroso collega di mio padre durante la prima guerra mondiale nel battaglione degli Alpini, del quale papà era stato membro del Monte Iberico, quindi parliamo del Grappa, di tutte le zone più difficili della guerra. Durante la seconda guerra poi questo avvocato Iachia, validissimo avvocato, tanto da aver vinto già dopo le leggi razziali un processo, una lotta fra il comune di Ferrara e lo Stato. Dunque la cosa è ridicola perché il comune di Ferrara già per conto suo aveva una fama di aver piuttosto numerosa la colonia. Ma questo avvocato Iachia riuscì a vincere la gara, il processo contro lo Stato, e questo vi dà l'idea già di come poteva essere la situazione a proposito delle leggi contro gli ebrei, assolutamente assurda, una cosa che non poteva essere perché nessuno di noi pensava quello era un ebreo. Si diceva, oh, questa è un'ebreata, ma come diciamo una napoletanata, una cosa qualsiasi, quando si parla delle varie regioni, ciascuna regione ha una sua caratteristica da noi, per necessità storiche, perché per secoli ciascuna regione è vissuta con uno stato diverso e quindi le conseguenze sono quelle. Ma non era che ci fosse una stiosità particolare contro, se non ci fosse stata un'antipatia particolare per ragioni personali, diciamo, ma di norma nessuno. Io ricordo per esempio uno dei gentili qui, che è rientrato fortunatamente, ricordo quelli del negozio Basevi, gente molto a posto, molto per bene, che faceva gli affari come chiunque altro. Quindi proprio assolutamente che non entrava nella nostra forma mentale. Cos'è? Ricordo che c'era anche un console della milizia molto quotato, dunque, perché in Italia era stato creato un secondo esercito che aveva portato danno al primo, perché era stato creato a parte e in condizioni particolari, migliori di quelle che aveva l'esercito regolare, diciamo. Quindi anche questo era stato un errore. Esercito perché giurava a Mussolini, non al sovrano. Quindi quella era una cosa che non andava bene, diciamo, perché l'esercito regolare giurava al sovrano. E quando è stato richiesto di giurare anche a Mussolini, c'è stato chi, come mio padre, che si è rifiutato, che ha detto io non giuro perché ho già fatto un giuramento e non si può essere fedeli a due persone in contemporanea. Questo è stato un grave danno però per l'esercito, fermandolo, rovinandosi la carriera, ma quello non aveva importanza in confronto al principio ideale. Questo non dice le leggi razziali, ma cosa c'entra? Però queste persone scomparivano. Io non so se portati via, non posso dire, oppure so la storia del senatore Molpurgo più tardi, quello dopo però non al momento, oppure se semplicemente dovevano lasciare la scuola o gli uffici o l'insegnamento, perché succedeva anche quello. Questo non lo posso dire perché io ho continuato la mia scuola regolarmente. Dovevo studiare e fare bene a scuola perché non era ammesso allora andare a casa e dire non ho fatto perché non ho studiato, è stato male, eccetera, eccetera, queste storie. No, si doveva fare bene, punto e basta. Se vuoi fare, devi darti da fare perché costruisci per te e allora devi fare. Passano gli anni e arriviamo al momento della guerra. Sempre questa storia per noi restava inesplicabile, ecco perché noi non sentivamo nessuna inimicizia verso un israelita, non c'era nessuna ragione, insomma, secondo noi, almeno secondo me, io la sentivo così. E arriva la guerra, naturalmente la situazione era molto difficile, mio padre era stato preso prigioniero in Grecia mentre lo portavano all'ospedale, e dopo è andato a finire anche in India, l'avevano stato portato più in India, e noi avevamo problemi anche finanziari perché non ci davano tutto quello che avrebbero dovuto darci da parte del papà. Però mia mamma era una persona molto decisa e ha detto questo abbiamo, con questo si fa,
e non si paga l'affitto e poi quello che c'è, non ci si lamenta, si va avanti perché non ci deve lamentare. E noi così abbiamo fatto. Fortunatamente eravamo sani e robusti ed eravamo soprattutto abituati ad vivere con una certa disciplina anche in famiglia, insomma, perché il papà era spesso via, ma la mamma era molto presente e molto decisa nel suo, premurosa sempre, era sempre presente, però dovevamo essere bravi figlioli, insomma, ecco. E noi lo eravamo anche perché eravamo molto attaccati anche alla mamma, no? Naturalmente la mamma era il centro del nostro universo, quando uno era via papà, o perché doveva fare esercitazioni, o perché l'Africa o l'Albania e dopo la Grecia, ma la mamma c'era sempre, era la nostra sicurezza, diciamo, anche perché era una donna molto preparata e molto brava e intelligente, quindi era importante anche quello per lui, capace, insomma, era molto importante avere lei. Quando il papà è stato catturato, anche noi abbiamo passato la tortura di mesi e mesi senza avere notizie. E io ho sempre pensato con grande pena a quelli che non hanno mai avuto notizie, sono andati a finire i loro, perché è doloroso non sapere, sì, sapere che una persona non tornerà più, ma non sapere neanche come è finita è ancora più tremendo. Ecco. Arriviamo all'8 settembre, io oramai facevo il terzo anno di università, finivo, e a posto con gli esami, anzi mi ero presa un po' avanti per fare complementari, non avevo problema, ero abbastanza svelta e poi mi applicavo molto rapida nella lettura, mi piaceva applicarmi e fare rapidamente tutto quello che dovevo fare. Come sport avevo fatto un po' di sci finché era possibile, poi tiravo di scherma e così mi muovevo anche. Poi facevo un po' di atletica leggera, tutte quelle cose che fanno i ragazzi, immagino che farete anche voi alla vostra età, perché insomma bicicletta non ne parliamo, no? Perché era il mezzo di trasporto classico, che allora si andava dappertutto per quello, con quello arriviamo all'8 settembre. E quando viene l'8 settembre io non capisco perché la mamma e io eravamo, mio fratello aveva fatto poi la scuola militare e poi l'accademia e stava per uscire dall'accademia militare di Modena. E adesso a sentire, e adesso diceva mamma, vedremo cosa faranno i tedeschi. Ma noi non abbiamo avuto dubbi, per la semplicissima ragione, l'altro nemico era diventato quello. Non c'era il discorso. Sì, non possiamo più combattere, non dobbiamo più combattere contro quelli, perché non è che fosse stata una cosa logica per noi schierarsi da questa parte. L'errore era venuto fuori dalle sanzioni che ci avevano dato all'epoca della guerra d'Africa. Quello era stato tutto l'errore, perché se avessero dato un pezzetto di terra a Mussolini, che scusatemi era proprio un blaterone, a un certo punto, finché a Mussolini è andato abbastanza bene, finché ha avuto dei consiglieri e ha ascoltato dei consiglieri capaci. Quando, come succede spesso e volentieri agli ignoranti, per dominare si è circondato di persone da poco, sempre sapienti, sempre pronti a dire va tutto bene, benissimo, è cascato al palco, perché lui per conto suo parlava molto, ma poi quanto a avere capacità, per esempio, diplomatica, come sarebbe stato necessario all'epoca delle sanzioni, non ne ha avuto affatto. Mi ricordo che quella volta pareva che ci dessero, per un certo momento si sperava che ci dessero un altro pezzo della Somalia, ex colonia tedesca, che era nelle mani degli inglesi. Mi ricordo di aver sentito questo discorso. Avremo un sacco di sabbia ancora da mettere a posto, ma la metteremo a posto come abbiamo fatto con l'altra Somalia, quella che già avevamo in mano. Viceversa non ci hanno dato niente e lì è stata la supposizione e l'errore della diplomazia sia francese che inglese, che non hanno capito che in quel modo buttavano l'Italia in braccio alla Germania, la quale Germania non faceva neanche parte della Società delle Nazioni, quindi non aveva avuto obbligo di partecipare alle sanzioni come avevano fatto gli altri paesi, e la Germania è stata ben contenta perché a quel modo aveva lo sfogo a sud.
ma noi non siamo stati altrettanto contenti. Comunque non potevamo fare niente al momento perché non avevamo potere. Quando però all'8 settembre si è verificato il fenomeno di dire non sono più i nostri alleati, allora noi ci siamo sentiti assolutamente liberi di poter cominciare a lottare contro quelli che erano i nuovi nemici. Perché? Per la questione proprio della libertà. Forse io non avevo neanche tanto concetto di democrazia, ma io pensavo che la libertà fosse la cosa fondamentale. Perché? Noi volevamo uscire dalla guerra essendo in situazioni come paese spaventose per i bombardamenti, perché eravamo già invasi, perché non avevamo più oramai dall'epoca delle sanzioni, il nostro paese non aveva avuto provviste sufficienti, perciò c'era la fame dappertutto, eccetera, eccetera. Tutte queste ragioni che forse voi già conoscete per aver sentito parlare ancora in passato, non potevamo andare avanti, era ora di finirla. Quindi, diventavamo possibilità di combattimento per salvare la Germania dalla diretta invasione degli alleati. E quindi, a forza di linee difensive differenti, siamo arrivati fino alla linea gotica. Ecco, lì. Ma già prima c'erano stati combattimenti, una successione di linee difensive man mano create dai tedeschi, bravissimi a fare la guerra, non si discute. Ma neanche, personalmente, io non posso dire che fossero neanche particolarmente cattivi, bisognava non incontrare il fanatico, o quelli che avevano paura e obbedivano al fanatico, perché io personalmente, nella mia missione, con tutte le carte che avevo addosso, senza subire nessun danno, sono stata portata da dei tedeschi fino a Firenze, dove dovevo trovare il corrispondente alleato col quale procedere poi per andare al sud. Quindi vuol dire che l'essere umano esisteva sempre sotto, è soltanto che c'è questo fanatismo terribile e la paura delle conseguenze del fanatismo, perché anche quello vuol dire, le rendeva assolutamente bestiali. Ma la stessa cosa noi l'abbiamo trovata perché noi celebriamo la Shoah, ma perché non ricordiamo allora le foibe? Perché l'Italia ha subito anche quello. Allora, anche quella è stata una morte orrenda di gente che veniva buttato viva magari in queste cavità carniche. E io penso che sarebbe meglio se si uniscono le due disperazioni, perché l'origine è sempre quella, cioè un regime dittatoriale. Che sia rosso o che sia nero, bambini, è la stessa cosa, perché l'abbiamo visto e l'abbiamo provato. Sì, senta Paola, posso chiederle io una cosa? Perché lei è andata un po' veloce, ci ha parlato dell'8 settembre. Sì. Voi cosa sapevate di vostro padre all'8 settembre? Lei sapevate dove era prigioniero? Sapevamo che era prigioniero in India. Solo quello? Che era vivo? Ogni tanto riceveva una morte di papà e diceva, anzi, io dirò una cosa curiosa, perché ho avuto anche questo. Mia sorella si era sposata in tempo di guerra, aveva seguito, era fidanzata ormai da anni, aveva seguito un marito che era stato nel genio aeronautico come ingegnere, era stato mandato in Sicilia, proprio dove sono sbarcati, sotto Comiso. Con un bambino di 6 mesi si è trovata lì, senza niente da mangiare al bambino più, perché le è mancato tutto il vestiario, detto, guarda, lasciamo perdere questo. A un certo punto noi, era ancora prima che andasse via del tutto mio fratello di casa, nel febbraio abbiamo ricevuto una lettera di mia sorella, anzi una lettera di mio padre dall'India, il quale aveva ricevuto una lettera di mia sorella dalla Sicilia, perché la Sicilia è stata occupata il 10 luglio del 1943, no? Lo sbarco è stato. Mia sorella aveva scritto al papà in India, il papà ha scritto a noi, quindi attraverso questa lettera del papà abbiamo saputo che mia sorella, il bambino e mio cognato preso prigioniero, portato via dagli americani per fortuna, il bambino e mia sorella erano vivi e nel frattempo il suocero di mia sorella, che era ingegnere capo del genio civile a Palermo,
aveva potuto andare a vedere dove erano e se l'era portata a casa dove stavano loro, quindi lei era tranquilla con i suoi suoceri e il bambino a Palermo. Questa Senta, la pazzia dei tempi. le faccio un'altra domanda. Lei si è unita alla Resistenza a un certo momento. Quando voi avete incominciato a sospettare, a capire che rispetto agli ebrei c'era un piano di deportazione? Perché lei fino al 1943 dice scomparivano, molto probabilmente andavano in Svizzera, andavano in America, chi aveva la possibilità. Però a un certo momento quelli che rimasero furono deportati. Voi ve ne siete resi conto di questo? Quando ci hanno detto che hanno portato via il senatore Borburgo. Quindi nel tardo 44. Io penso sì. Sì. Adesso non lo ricordo esattamente, ma ricordo c'era già stato... E girava qualche voce sull'esistenza dei campi di sterminio in Germania oppure no? No, i campi di sterminio, nel senso che si sapeva che partivano tutti quanti, venivano deportati, al momento ancora non si avevano grandi notizie, si sospettavano voci così, ma si sospettavano proprio voci che probabilmente si pensava fossero di origine ebrea, diciamo, no? Per esempio a Udine c'era Basevi, tutti lo conoscevano, Commerciante. un grosso negozio, eccetera, eccetera. Era scomparso, ma lui era in cimitero a Udine. Sì. Non morto, sapete? Non morto. I frati, per esempio, del cimitero ospitavano delle persone che dovevano naturalmente pagare per il mantenimento e per il rischio che correvano i frati stessi, no? Certo. Come in ospedale, sono persone venivano magari messe dicendo, curando, non so, hanno per esempio una malattia transamantica, mettiamo un morbillo, che per noi è una cosa da bambini, ma per altri popoli no. Oppure sono tubercolotici, erano ricoverati al Forlanini e allora avevano paura delle infezioni e non andavano a esaminare. Qualcheduno si salvava così. No, perché me lo raccontava spesso lui, mio marito, che è stato medico, giovane, non mi raccontava mai niente. Mi ho trovato delle persone che mi hanno detto, ma suo marito mi ha salvato perché mi ha messo i forlanini per i tubercolotici, mi ha salvato perché ha detto che avevano salvato che altro era una malattia per cui non sono entrati nella mia stanza. Ma erano singole persone, non si potevano salvare migliaia in questo modo, ecco. Senta, e ci dica anche questo. Quando dopo il 45, dopo la liberazione, siete venuti a conoscenza, si è diffusa la voce sugli americani che avevano liberato e anche i russi che avevano scoperto questi campi di sterminio, lei cosa ha pensato? Un orrore. Cosa vuole che pensassi? A un certo punto, quando ero giù in Italia meridionali, io ne avevo sentito parlare. Ma cosa vuole che pensassi a un certo punto, che aveva visto anche un'Italia tutta distrutta? L'Europa era così. L'importante era che gli individui riuscissero a reagire e in questo gli ebrei sono stati bravissimi, perché non si sono arresi. Hanno cercato anche quelli che erano stati colpevoli. Pensare per esempio all'orrore degli ebrei di Roma portati via in quel modo, ma non crediate che sia successo in Italia, perché in Francia li hanno radunati al Verdinvera a Parigi e li hanno portati via tutti in massa, no? Per esempio, e anche nelle province. Purtroppo l'Europa occidentale si è dimostrata, non so come fosse l'Europa orientale, perché non credo che fossero tanto più angelici, ecco, ancora meglio dice, ma l'Europa occidentale non è stata pari alla sua civiltà cristiana, diciamo, ecco. Veramente è mancato in quello perché non hanno saputo avere il senso di umanità di dire ma sono ebrei, ma dopo tutto sono esseri umani, sono della stessa cosa come siamo noi. Non so, a me è sembrata sempre una cosa fuori di tutte le misure. Per esempio quando mi trovavo proprio a Firenze in attesa di passare le linee, c'era una ragazzina ebrea di Praga e io volevo lì ricoverata dove mi ero ricoverata anch'io in attesa perché sono arrivata a Firenze in 2 giorni mi pare, ma ho dovuto aspettare 15 giorni per riuscire a passare le linee e intanto io sapevo di avere messaggi che sarebbero stati urgenti, allora ogni tanto partivo e andavo a vedere dove c'erano dei soldati tedeschi per avere notizie, perché in principio era tutto silenzio, poi ricominciavano a sparare
con i grossi obici, allora di notte sparavano secchi. Se erano ritornati indietro anche i tedeschi, vuol dire che erano abbastanza vicini. Uscivo con questa, io mi arrangiavo abbastanza in tedesco, ma portavo con me questa ragazzina che si chiamava Elisabetta, mi ricordo. Che parlava bene tedesco. Sì, ma lei aveva paura. Parlare tedesco di fronte ai tedeschi, si accorgono che sono ebrea. Sì. Era bionda con i capelli ricci, proprio bionda con gli occhi celesti. Purtroppo aveva il naso che la tradiva. Però io lo tenevo in mezzo un po' e mi facevo suggerire, quando mi mancava una parola dicevo sì. Si ricorda come si chiamava? Di nome Elisabetta, il cognome non so, questo non avevo neanche mai saputo. Però non ha passato le linee con me dopo. Io ho preso le linee, ho portato dei bambini che avevano una bambina che aveva un fratellino ricoverato presso quelli del San Marco, del collegio San Marco. Comunque per dire, che fosse ebrea, a me non faceva proprio né caldo né freddo. Era carina tanto, poverina, ed era molto affettuosa e veramente mi è dispiaciuto averla lasciata indietro, ma non potevo portarla con me perché aveva bisogno di essere sicura di avere un appoggio e io non ero sicura nemmeno di dove avrei potuto andare, no? E che cosa avrei potuto fare, quindi e se io stessa allo sbaraglio ero un paio di maniche, ma mettere lei nella condizione in cui era, sapendo già che era scappata via da Praga, quindi perché è ebrea, e quindi in salvo non potevo, ecco. Senta Paola, so che gli studenti hanno preparato delle domande per lei, gliele facciamo fare? Io, ben qua, figlioli, quello che posso. Invito sul palco il primo studente. Ma non credo di far paura a nessuno. Forza e coraggio. Buongiorno. Io in realtà avrei una domanda da rivolgere al professor Zannini, se è possibile, dopo arriveranno anche le domande per la professoressa Del DIN. Allora io volevo chiederle che ovviamente, come abbiamo già detto, la giornata della memoria ricorda la persecuzione ebraica, ma anche ovviamente la deportazione dei politici che resistevano all'occupazione tedesca. E la nostra regione, come anche lei ha già detto, venne definita la zona d'operazione del litorale adriatico e fu annessa alla Germania nazista. E la nostra domanda era, ci furono delle peculiarità? Quali peculiarità ebbe la presenza tedesca in questa zona d'Italia, nella nostra regione? Assieme a Bolzano fu sede di uno dei due, non è neanche giusto chiamarli campi di sterminio, però campi di concentramento dove vennero anche eliminati fisicamente i prigionieri, Bolzano e Trieste. È vero che fu chiamato un ufficiale tedesco a gestire la risiera di San Sabba, che era, se non stato, veniva da Treblinka. Globogny. Veniva da era stato uno tra i primi che aveva impiantato i campi di sterminio e vi lavoravano i tedeschi, però certamente fu un caso abbastanza unico in Italia, nell'Italia del Nord, nell'Italia nazifascista, di soluzione finale adottata qui. Qui ci fu una forte resistenza partigiana, la presenza di molti gruppi. Sappiamo che in alcuni periodi sono stati liberati interi territori, la Libera Repubblica della Carnia, del Friuli orientale, le rappresaglie tedesche furono forti, ci fu l'episodio, il caso dei cosacchi che furono portati qua per reprimere le bande partigiane e che prima, adesso sono un po' mitizzati, i cosacchi avevano fatto proprio un lavoretto di ripulitura del ghetto di Varsavia, proprio per dire che erano collaborazionisti a tutti gli effetti con i tedeschi, e quindi la repressione qui è stata particolarmente forte. Ecco, una delle caratteristiche della nostra regione, come già nella Prima Guerra Mondiale, e come dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando la tensione fu con
con lo Stato nascente jugoslavo è quella di aver ospitato moltissime violenze. Grazie. Salve a tutte e a tutti, io sono Elena Chiarottini e insieme a due miei compagni di classe volevamo rivolgere una domanda alla professoressa Del Din. La guerra viene descritta come un affare da uomini raccontato da uomini. Secondo l'esperienza che lei ha vissuto, quanto questa affermazione è fondata e le donne erano più presenti e più influenti di quanto appaia? Senti, perché se mi ripeti perché sei sorda. Lo scotto all'età, ragazzi, deve sempre pagare, si può camminare, correre tutto quanto, ma qualche cosa ricordatevi, non è mai come quando si ha 20 anni, no? Certo. La guerra viene descritta come un affare da uomini, raccontato da uomini. Secondo l'esperienza che lei ha vissuto, quanto questa affermazione è fondata e le donne erano più presenti e più influenti di quanto effettivamente appaia? Beh sì, senza dubbio, perché uomini ne erano rimasti pochissimi, poi quando sono andati anche in montagna ancora di meno, erano le donne che dovevano agire, sia in pianura, diciamo, che quando stavano in montagna anche. Io so anche dello dopo, per esempio, una ragazzina che aveva poi 17 anni, il sabato regolarmente portava la posta su a Porzus, o gli ordini di quello che c'era a Porzus. Per combinazione, il giorno del disastro, il giorno in cui è stato compiuto l'encidio, lei non era là, ma si doveva fare, si doveva essere presenti, per forza, perché la vita deve continuare, va avanti lo stesso. È incredibile, guardate. Succede, tutto va a catafascia, sembra che tutto sia distrutto, mancano le persone, però la vita continua, perché qualcuno che sopravvive c'è sempre. E dove non ci sono gli uomini, devono entrare anche le donne a fare. Io non so se c'è persone che siano entrate combattendo, sparando decisamente, diciamo. Io avrei saputo fare, non mi è stato permesso. Avrei saputo fare perché facevamo sempre con mio fratello tutte le esercitazioni da bambini, poi conoscevo l'uso delle armi perché per forza per casa ne avevamo sempre, no? Non era che si pensasse per fare insurrezioni o così, perché era la professione del papà dopo tutto, no? E quindi era una cosa normale, si viveva in quell'ambiente, ma non me l'hanno fatto fare e io me la sono cavata lo stesso, insomma, perché non era, ho fatto quello che dovevo fare in ogni modo. Ecco, ma certamente c'erano state anche donne che sparavano, perché non è mica impossibile farlo, quindi, e hanno partecipato senz'altro, io dico. Forse sai, poi con la fine della guerra tante cose, tante persone vengono anche dimenticate, no? Perché la vita continua e va oltre, quindi siete voi che dovete ricordare il prodotto, perché voi siete giovani e dovete combattere per mantenere quello che è stato ottenuto. E le cose vanno affrontate. Adesso io tolgo la maschera perché sennò faccio fregare. Ti ho chiesto di parlare senza maschera perché sennò non sento. Ma non è che per questo io non abbia fatto tutti i miei vaccini, sei pronta a fare anche la quarta dose, eccetera, eccetera. Perché è un assurdo, è una cosa insensata che non difendersi, sempre dire, piove, come quelli dicevano, no, non è il 21 di dicembre, allora non mi devo mettere il cappotto, ma se fa freddo il 1 di dicembre me lo metto anche il 1 di dicembre, signore Dio, mi pare. E quindi bisogna ragionare sulle cose, no? Senta Paola, e poi le donne in guerra, le madri che portano avanti le famiglie, coi mariti, i padri che sono via, mettere ogni giorno qualcosa da mangiare, la sirena del bombardamento, portarli dentro i rifugi, è una forma di fare la guerra. Io non sono mai andata in un rifugio, quando mi sono trovata a Padova una volta in collegio che è stato un bombardamento, ero arrivata tardi, ho fatto ridere i miei figli quando ero arrivata tardi perché dovevo finire qualche cosa di studio in Padova in collegio, non dovevo studiare, e sono arrivata prima di tutto, era uno studio per modo di dire, un po' di mattoni messi in piedi.
Cade questa bomba, viene uno spostamento d'aria. Lo spostamento d'aria fa cadere tutti indietro. E io ho pensato, per fortuna io sono la prima, così caso non so gli altri. Perché questo mi dice probabilmente era proprio una bamboccia, diciamo, tutti insieme. Ma io non avevo paura, però penso a quello che ha passato a mia madre. Sì. Perché io sono partita, quando lei mi ha accompagnato fino a Padova, quando lei mi ha visto partire per il mio destino, è ritornata a Udine. E la mattina alle 5 è andata all'SD a prenderla, non ha trovato niente, perché lei fortunatamente aveva scritto il diario in chiaro per mio padre, ma ha avuto la presenza di spirito di ricordarsi, ha fatto una scena facendo finta di farsi venire una crisi nervosa, chiedendo che venisse la padrona di casa, mettendo dei documenti che aveva sopra il quaderno e dicendo bruci il quaderno. Certo. Peccato perché erano tutte notizie, vero, ma se il quaderno fosse caduto nelle mani, addio. E lei si è fatta il suo periodo di prigione qui in via Spalato. E suo fratello dov'era? Mio fratello è andato, lui era il gruppo dei militari che aveva cominciato alla fine di settembre. Sì. E poi è stato uno degli organizzatori dell'Europa fino a principio, dopo questo gruppo di militari è confluito anche nell'Europa. Mio fratello è andato in montagna dopo aver finito l'organizzazione in città, è andato in montagna. Quindi sua madre non aveva lei, non aveva suo figlio e il marito era in prigionia. E mia sorella era giù in India. E sua sorella? Mia sorella era giù in Sicilia. Era giù in Sicilia. Possiamo solo immaginare cosa è passato. Mio fratello era andato in montagna, siccome era del parere che bisognasse dimostrare che si esisteva, sì, nonostante avessero dei paesi, perché lui dice, non possiamo provare di là perché dall'altra parte del tagliamento sono due entità armate, i tedeschi e gli sloveni, armati e che già hanno stressato al massimo la popolazione, per cui dalla popolazione non possiamo aspettare niente. Dobbiamo provare a far vedere la reazione facendo un'azione qua. Ha fatto un'azione sul torneggio che gli è costata la vita, sì. Però... Grazie mille. Buongiorno, sono Luca Pecoraro e avrei una domanda da rivolgere al professor Zannini. È da poco scomparso Sergio Lepri, giornalista e partigiano. Nel suo intervento al convegno organizzato dalla Federazione della Stampa Montecatini per il 60° della Liberazione, affermò che durante la Resistenza tanti giovani videro nel giornalismo uno strumento di liberazione culturale e di conquista democratica. Quindi la domanda è: quale dovrebbe essere, secondo lei, il ruolo della stampa oggi affinché le nostre coscienze non vengano nuovamente sedotte e oscurate? Sì, dovete pensare che si arriva al 25 aprile 1945, dopo più di 20 anni in cui non c'è libertà di comunicazione. Quello che noi sappiamo adesso, paradossalmente, è molto di più di quanto sapevano i ragazzi nell'aprile del 1945. 80 anni dopo noi sappiamo molto di più. Perché? Perché naturalmente una delle caratteristiche dei regimi totalitari, di tutte le dittature, come diceva Paola, è quella che la comunicazione sia ridotta, che la verità non venga a galla. Questa è una cosa che ha dato forma alla civiltà europea, la possibilità di scambiare informazioni non è un qualcosa di accessorio, è un qualcosa che è consustanziale alla libertà e alla democrazia. E questo non finirà mai, che siano i giornali di carta, internet o quant'altro. La libertà e la qualità della comunicazione, naturalmente. Prima, non mi ricordo chi tra i presentatori ha accennato al negazionismo. Il negazionismo è una teoria secondo la quale i campi di sterminio non sono mai esistiti. È una teoria che è uscita verso gli anni '80 del secolo scorso
e subito è stata fortemente contrastata. Uno storico neomarxista, tra l'altro, Eric Hobsbawm, uno storico molto importante, disse non dobbiamo impedire che si diffondano anche queste teorie scriteriate, perché nella discussione storica tutte le teorie comprovate da prove, che portino delle prove, hanno diritto di esistere. Il negazionismo non ha alcuna prova. E le prove sul fatto che i campi di sterminio sono esistiti sono infinite, quindi nessuno ormai più parla di teorie negazioniste, sono assolutamente squalificate. Quindi l'informazione vuol dire far circolare le idee con gli strumenti che voi avete adesso e che scoprirete, ce ne saranno altri, e naturalmente sorvegliare la qualità delle informazioni. Quindi senso critico, ragazzi, questo ci vuole, senso critico. E la scuola, oltre a conoscere le cose, quindi oltre ai contenuti, serve a stimolare in voi il senso critico. Quando sentite una notizia dovete chiedervi da dove viene, chi l'ha detta, cui prodest anche naturalmente, perché le notizie a volte servono per far passare delle idee. E questa è una palestra, la prima palestra di questo esercizio di democrazia è certamente la scuola. Ok, grazie mille. Il senso critico, guardate, è fondamentale. Anche leggere i giornali di diverse parti va benissimo. Ragazzi, una cosa che fa molto bene. Infatti mia mamma, che vi dicevo, era una persona molto capace, quando per 2 anni siamo andati a stare a Bologna perché il papà era in Africa e mia sorella faceva l'università, ci comprava ogni settimana un giornale francese. Noi facevamo francese, sia mio fratello che io avevamo francese a scuola come lingua straniera. Ma lei ce lo comprava perché leggendo il giornale, facevamo esercizio di lingua, ma anche vedevamo, esattamente di solito era le Petit Parisien, vedevamo una voce critica. Io leggendo questo giornale, dico la verità, che alle volte c'erano cose che non potevo capire, per esempio un discorso che ho capito poi era sempre un feuilleton come un romanzo a puntate, che evidentemente trattava di qualcuno che usava la droga che veniva non mi ricordo neanche più come si chiama, dalle colonie francesi, quello che è nel Vietnam, diciamo. Ma io non capivo che cosa fosse, perché la mia cultura non arrivava al punto neanche di sapere che esistiva la droga o cose del genere. Io ero una bambina sana, normale, e quando aveva il suo mangiare regolare faceva la sua vita, malattie non avevo e resistevo a tutto, quindi a me andava bene così. Non c'era neanche l'abitudine di parlare veramente di droga per noi persone della media borghesia. Si faceva una vita normale, sana, perché quella è la cosa fondamentale. Se vuole rimanere sani bisogna fare una vita sana. Buongiorno a tutti, sono Lorenzo Maria Locati, alunno della quinta A e rappresentante di istituto del Liceo Classico Stellini. Volevo rivolgere la domanda alla professoressa Del Din. Oggi si abusa spesso del termine partigiano, ma cosa vuol dire essere realmente partigiano oggi e chi può davvero definirsi tale? Beh, intanto io ero patriota e non partigiana, perché io ero per il tutto. A me veramente, che uno la pensasse in un modo o nell'altro, interessava l'Italia, perché l'Italia rappresentava tutti quanti per me. Questa era la cosa fondamentale. Ho scoperto dopo che ci poteva essere di un colore o dell'altro a quel modo. L'ho scoperto intanto quando sono arrivata proprio giù in Italia meridionale, ho cominciato per esempio a sentire discorsi di vario genere, perché qui ancora non si facevano, ancora arrivavo. Chi la pensava sempre per l'Italia, diciamo, come il vecchio Stato italiano, del Risorgimento, per intenderci, chi la pensava invece come la pensavano i tedeschi, cioè e anche quelli della Repubblica Sociale, no? In Italia meridionale no, questo non era. Forse c'è stato lì il problema di dire tutti questi fuoriusciti che sono rientrati si sono subito messi a fare politica.
ma hanno fatto politica per l'Italia con l'esperienza che loro avevano avuto all'estero. Uno che per 20 anni era vissuto per esempio negli Stati Uniti o in Francia, non sapeva più com'era la forma mentale in Italia, oramai non lo conosceva più e quello era il problema. Quello probabilmente è stato il nostro problema grave del quale scontiamo tuttora le conseguenze. Ma del resto la politica, le cose che si sente dire, lì si sentivano dire ma erano ancora lontane. È qui che abbiamo sentito dire, dopo quando abbiamo visto ritornare. Io mi ricordo la prima volta che ho visto una cosa che mi è sembrata spaventosa, ero vicino al Palazzo delle Poste, dopo rientrata in Italia, dopo il Parlamento, ero appena rientrata insomma, e vedo venire avanti una persona con un pigiama a righe, guarda, così un uomo, sento un fischio, questo attraversa di corso la strada, va sotto il portico dall'altra parte, io non so dove fosse saltato fuori un gruppo di uomini saltati addosso, uno lo pistavano, quando sono andata a casa ho detto a mia mamma, ho visto questo così. Ah sì, dice, sono quelli che rientrano dai campi di concentramento a piedi e quando vedono una persona che sospettano di aver fatto la spia, cioè di averli denunciati, saltano addosso e non si capisce, gli saltano fuori da tutte le parti e gli danno delle pestate a più non posso. Questo è quello che io ho visto per rendermi conto veramente di quanto doveva essere stata tragica la situazione per chi ritornava. E dopo naturalmente abbiamo sentito vedere le persone che rientravano, per esempio, ma anche persone molto per bene, con il numero scritto sul braccio, che non è mai andato via, anche fino a quando sono morte il numero è rimasto sempre lì, o ritornavano terribilmente ammalati, guarda che qui era pieno di posti dove portavano i tubercolotici. Un mio compagno di scuola, no, era più vecchio, ma amico da quando facevo il ginnasio inferiore ancora, dunque, quando 10-11-12 anni, è deportato militare, deportato in Germania, era della Marina, deportato in Germania, quando il campo è stato occupato per esempio dai russi, dopo sono arrivati gli svedesi, l'hanno portato in Svezia, 2 giorni è morto in ospedale perché era proprio consumato oramai, e così altre persone che io conoscevo che sono state deportate e non sono ritornate, no? Allora si ha la misura vera, perché finché uno sente un discorso, ma sì com'è, è come qui, a Trieste, mica complimento, la povera De Vannuti che è stata portata via, e così è stata portata via e non si è messa in salvo perché temeva che succedesse quello che era successo a mia mamma, cioè non avendo trovato me, avevano portato via in prigione la mamma, lei temeva che non trovando lei portassero via i genitori. I genitori erano anziani e quindi non possono, non l'ha fatto per incosciente, l'ha fatto perché era molto cosciente. Io stessa mi sono domandata, avessi saputo che la mamma cosa facevo? La mamma orgogliosamente quando le ha detto la lasceranno andare quando i suoi figli si presenteranno. Mia mamma tranquillamente risposto, i miei figli non si presenteranno mai. Le avevo appena detto che mio fratello era caduto, quindi non poteva presentarsi. Avrei potuto essere nel frattempo caduta anch'io e poi sapeva che non avrebbe potuto raggiungermi, quindi rispondeva, ma chi invece sapeva com'era la storia, come la metteva, e la povera De Canuti, povera Cecilia, è stata portata via così. Grazie mille. Non so se ci siano altre domande da parte degli studenti, altrimenti invito il prefetto ora a salire sul palco, mentre ringrazio ancora la professoressa Del Din, il professor Zannini. Figlioli, forza e coraggio che il futuro è vostro, ma bisogna guadagnarselo sempre, sapete, non è mai gratuito, però vedete. Ormai sono 98 ben passati e sono ancora qui ai miei vincenti di gioventù.
piacere poter essere qui. Posso stare senza la mascherina al momento. Solo per lei. Però una considerazione volevo fare, perché l'avete sentita parlare e come mi ha raccontato certe cose. Sembra tutto assolutamente tranquillo, con una lucidità assoluta, quasi con ironia, ma immaginiamo cosa c'è dietro, cosa c'è stato dietro, come comunque ha sofferto, perché ci sono delle emozioni fortissime che sicuramente la professoressa Paola ha dentro. E il messaggio è molto chiaro, insomma ragazzi, l'avete ascoltata, prendete e assorbite tutto quello che oggi avete ascoltato e soprattutto le considerazioni sulla comunicazione, cioè giornata della memoria oggi, ma giornata della memoria che non è solo oggi. Lavorate perché tutto quello che vi viene raccontato sia, come è stato giustamente richiamato, criticato vuol dire valutato, soppesato, perché dietro tante situazioni, tante teorie, sicuramente ci può essere il negazionismo, il complottismo, ci sono tante situazioni su cui voi dovete avere sempre gli occhi e le orecchie assolutamente aperte, perché il rischio è dietro l'angolo e lo viviamo spesso e volentieri purtroppo anche in questi tempi. Paola, che dire di più? Io ringrazio, dico, la relazione del professore è stata completissima. Io ho raccontato un po' di cose così. Raccontarne più cose. Voglio bene a tutti voi giovani. Tutti riuscite benissimo a essere capaci di affrontare la vita. Un po' di vita come l'ho affrontata io nei miei tempi. Paola, così la sentono. Ecco, io dico che avete sentito lo stesso. Beh, dico che vi voglio bene a tutti e vorrei vedervi affrontare la vita con un po' di grinta come l'ho affrontata io nei miei tempi. Perché è così, non c'è niente da fare. Io sono riuscita a laurearmi nel dicembre del 45, entro i 4 anni, perché era un principio con 110 soltanto, non ho avuto la lode perché mancava qualche piccola cosa nella tesi. Ma insomma, mi sono laureata con 110 perché era un punto di orgoglio di rientrare in una vita normale, non lasciarsi trascinare via da quell'anno pazzesco che avevo passato e dai dispiaceri, i dolori, ci sono sempre per forza, no? Perché le morti portano sempre conseguenze, perdite di persone e tutto il complesso. Comunque forza e coraggio, avete la vita davanti, conservatevi sani e combattete. E vive il... E ora, memori delle immagini che ci sono state consegnate, il prefetto procederà alla cerimonia di consegna di una medaglia d'onore in memoria del dottor Giacomo Storti, internato militare di guerra a Standbostel, Neugraben. Invito pertanto a salire sul palco per il ritiro anche il nipote Matteo Storti. Con attenzione ascoltiamo perché darò luogo alla lettura comunque della biografia di Giacomo Storti, che come vi ho anticipato prima ha studiato qui allo Stellini. Qui c'è sempre un filo che collega lo Stellini in tante maniere, abbiamo ascoltato la testimonianza della professoressa e Giacomo Storti ha studiato al liceo Stellini. All'età di 20 anni, mentre frequentava la facoltà di lettere dell'Università di Padova, fu richiamato alle armi e assegnato alla scuola di cavalleria di Pinerolo. Qui si trovava l'8 settembre 43, che è stato citato e ovviamente tutti capiamo e abbiamo compreso che cosa abbia cambiato nello scenario nazionale. Alla notizia dell'armistizio, allorché i militari furono abbandonati dai comandi nella totale assenza di disposizioni, fu tra coloro che scelsero, con lucida consapevolezza, di non abbandonare la divisa, accettando la sorte riservata a tutti i militari che vollero in tal modo esprimere la fedeltà al proprio paese e al giuramento che avevano pronunziato. Un altro concetto che è stato giustamente evocato dal professor Zannini. Fu catturato con i suoi commilitoni, caricato su un treno diretto in Germania.
Durante una sosta alla stazione di Udine, riuscì a scorgere dal treno un ragazzino che conosceva e a chiedergli di avvertire la famiglia che abitava poco lontano. Poté così consegnare al padre, subito precipitatosi al binario in bicicletta, un foglio contenente gli indirizzi dei commilitoni che si trovavano con lui. In questo modo, tramite il padre che scrisse a tutti, riuscì a far avere anche alle famiglie degli altri giovani deportati la notizia della sorte dei loro congiunti. Questa è un'altra situazione che avete sentito, la difficoltà di avere comunicazioni sulla sorte dei familiari. Però poi ogni comunicazione si interruppe, fino al febbraio del 1944, quando finalmente arrivò a Udine una lettera spedita ai genitori dal campo di Sandsbodel, in Bassa Sassonia. Così da quel momento la famiglia poté periodicamente far pervenire a Giacomo dei pacchi con cibo e indumenti di lana. Giacomo, come la grande maggioranza dei deportati italiani militari, resistette alle ripetute offerte di sottrarsi alla prigionia, arruolandosi nell'esercito della Repubblica Sociale. Un'altra cosa che il professor Zannini ha ben puntualizzato. Sottoposto, come tutti i militari prigionieri, al lavoro coatto, fu impiegato in una fonderia e adibito al lavoro sfiancante di spezzare con una mazza delle campane destinate alla fusione, con un unico pasto a fine giornata consistente in un liquido caldo con qualche pezzo di verdura e una fetta di pane. Nel 1944 il lager fu colpito dai bombardamenti degli alleati e alle vittime della fame, del freddo e delle malattie si aggiunsero quelle delle bombe. Dato che conosceva la lingua tedesca, egli fu chiamato talvolta a svolgere la funzione di interprete per i feriti nelle corsie degli ospedali. Dopo la liberazione del campo, venuto ai primi di maggio del 1945, opera delle truppe inglesi, Giacomo si ammalò gravemente e i contatti con la famiglia si interruppero nuovamente. Solo in settembre fu trasferito in Italia, convalescente, e i genitori, tramite un commilitone ritornato in Friuli, poterono apprendere che il figlio si trovava ricoverato a Merano, dove il padre decise di recarsi immediatamente. Arrivato a destinazione, dopo aver vagato da un'infermeria all'altra in cerca di notizie, riuscì finalmente a trovarlo a Lana, un paese poco distante, e poté ritornare a casa. Giacomo poi riprese gli studi e si laureò, si costruì una famiglia e ebbe 4 figli. Diresse per molti anni l'impresa molitoria di proprietà familiare, prima di dedicarsi definitivamente all'insegnamento dell'italiano e del latino, attività che svolse con passione fino alla pensione. Morì il 29 aprile 2000. Di natura riservata, non volle mai indugiare con i figli e i nipoti in racconti sulla dura esperienza vissuta nel campo di prigionia, ma una diretta testimonianza si può trovare nel suo libro, nel suo scritto Il lavoro dei soldati. Questa è un'altra cosa che viene spesso. Io tante volte ho consegnato medaglie e questa riservatezza, quindi il fatto di non voler mai parlare, quindi la difficoltà anche dei parenti di avere notizie di quello che aveva vissuto all'interno del campo di concentramento, c'è sempre. Io ovviamente vedrei l'occasione per consegnare la medaglia al parente, al nipote, e se vuole aggiungere qualcosa, se è un'esperienza, perché ovviamente sono cose tramandate, però quello che abbiamo cercato di capire tutti oggi è come questa staffetta ci è stata consegnata e voi ragazzi ovviamente la dovete prendere e portarla avanti per tutta la vita possibilmente. E non so, l'emozione è tanta. Non so, vi ringrazio. Di Johann Sebastian Bach ascolteremo Arioso, chiamata anche Sono già con un piede nella fossa, composta nel 1729, di carattere malinconico e meditativo, è tra le più celebri del compositore tedesco. Di Wolfgang Amadeus Mozart ascolteremo Ave Verum Corpus, composta nell'estate del 1791, è tra le pochissime composizioni di musica sacra scritte da Mozart ed è un piccolo e sublime gioiello musicale. Di Lowell Mason ascolteremo Nearer My God to Thee, in italiano Più presso a te, Signor.
È un inno cristiano del XIX secolo, basato sull'episodio biblico del sogno di Giacobbe nel libro della Genesi. Si tratta di un accorato invito rivolto a Dio perché prenda con sé le anime che soffrono, dando finalmente loro la pace tanto auspicata. Invito ora i musicisti ad accomodarsi sul palco.
Siamo ora giunti alla conclusione di questa giornata così emozionante. Ringrazio l'orchestra, gli ospiti, tutte le autorità presenti e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento. Ringrazio in particolare Telefriuli che ha curato le riprese e questa sera manderà in onda la registrazione a beneficio di tutti. Ora la cerimonia si conclude con l'Inno d'Italia.